Sindaco, in pochi chilometri sono concentrati a Bagnoli centinaia di profughi. Ecco, qual è la situazione oggi? Precisamente siamo intorno a 1300 profughi migranti, una situazione che è a dir poco imbarazzante, penso dal punto di vista istituzionale prima di tutto. L'istituzione dall'alto sta imponendo contro la libertà dei cittadini di Bagnoli e della volontà dell'amministrazione comunale, sta imponendo una scellerata gestione di migranti nel nostro comune. Servono poche parole per dire che insomma, è una gestione veramente di scarso buonsenso, dove dall'alto ci è stato imposto questo campo di concentramento. Dopo l'incontro dal ministro Alfano è cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla, forse anzi è peggiorato la situazione perché sono arrivati altri migranti e sembra siano avviati anche lavori per ampliare la struttura di accoglienza. Cosa dicono i residenti a riguardo? Siamo molto arrabbiati, siamo tutti molto arrabbiati contro queste istituzioni che ci impongono questa gestione, questo concentramento. Non si fa così, siamo oltre qualsiasi persona di buon senso possa capire. Quindi prospettiva futura, un ampliamento della base? Parole del viceprefetto di non aumentare i numeri, ma aumentano le strutture. Io faccio fatica, come istituzione devo recepire, ma come persona con l'esperienza di questi mesi faccio fatica ad avere fiducia in persone che avevano detto 150, non più di 150, siamo quasi 600 e che adesso aprono altre due strutture. Il rapporto di fiducia istituzionale è mancato, è da parecchi mesi che è mancato e quindi faccio fatica a pensare per il futuro che ci sia una diminuzione di numero.